Scatman's World. Bella ragazzi, tutti comandante veneziano, siamo al Gran Premio di Germania e raga, arrivo dalle qualifiche buone nella realtà, nel Gran Premio di Melbourne 2017, pochi decimi da Hamilton, speriamo bene per la gara, domani, domenica, tutti collegati, nella speranza di portare a casa anche una vittoria nel Gran Premio d'Australia in realtà. Vabbè, adesso siamo nella carriera comundiana, è previsto nuvoloso in Germania, siamo 11esimi in griglia, quindi non benissimo, purtroppo con la pioggia ero in pole, poi è arrivato il sole negli ultimi 3 giri, ho fatto un giro ma è andata male. Va buono raga, andiamo, Gran Premio. Vai raga, andiamo, 32 punti ci separano da Hamilton, dobbiamo subito prendere l'interno a tutti i costi. Proviamoci, però purtroppo c'è Arianto, c'è il porco di Ari. Mamma mia che rischio, devo beccare il DRS, non rompo la macchina, ma mamma mia che rischio. Ok, adesso dobbiamo attaccare come dei bastardi. Purtroppo i 3 ritiri ci stanno costando tanto. Ho fatto una partita strepitosa, ma con una vittoria e 2 secondi posti. Eccolo qua il Cume che arriva, perché c'è l'arena proprio in mezzo. Eccoci qua, e mi piglio subito la 4ª piazza, però vado largo. Ritorniamo sesti, purtroppo bagar dietro, bagarotto dietro. Attenzione, subito c'è il sorpasso, molto buono. Ok, siamo in 5ª posizione adesso, non devono scappare via i primi, soprattutto Gigi. Gigi, brutto ritiro per Gigi nell'ultima gara. Mamma mia che rischio, mamma che rischio. E adesso andiamo, involiamoci. Giro record di Gigi, fastest di Gigi, il Cume se ne va. Questa è una curva pericolosa, la prendo ancora larga, ma ce la faccio, mamma mia, meno male. Primo giro andato. E siamo già quarti, questa è una cosa molto positiva, c'è Nicolino Rosberg, Vettel secondo, purtroppo Gigi è già in coda. Gigi vuole tornare a vincere, il piccolo Gigi. Attenzione, lotta tra Vettel e Rosberg, mi può aiutare questa bagarre. Questa bagarre mi può aiutare, li sto già andando a prendere, purtroppo Rosberg però supera subito Vettel. Vettel ci riprova, Seb ci riprova. Mamma che lotta, e mamma il Cume che arriva, Vettel li supera Rosberg. Purtroppo Hamilton se ne sta andando, ne sta approfittando della lotta tra Rosberg e Seb, più il Cume che sta rientrando, una partenza buona, ma l'11° posto pesa. Il Cumendone sta arrivando, il campione del mondo in carica che ha vinto il mondiale l'anno scorso grazie a 2 ritiri di Hamilton nelle ultime 4 gare. Vogliamo altri ritiri per Hamilton, mamma mia che rischio. Però siamo qua, siamo vicini. Ok, giro record di Gigi, fastest di Gigi, fastest di veneziano. DRS abilitato, questa è una bella notizia. E adesso il Cume se ne va. Sta girando bene veneziano adesso. Non prendere la larga Cume, tieni il secondo posto e lo tiene. Il Cume lo tiene e adesso si va a caccia di Gigi Hamilton. Vai Fiori. Il Cume ha fatto uno dei primi 2 giri d'antologia. Adesso dobbiamo prendere Hamilton, il passo c'è. La macchina oggi c'è. Ragazzi, la macchina oggi c'è. Purtroppo la qualifica mi ha un po' fregato. Ero convinto di avere la pioggia per tutta la qualifica, invece dopo no, non è stato così. Hanno cominciato a mettere le gomme asciutta sulle super soft e là so cazzi. Sono stati proprio cazzi. Le gomme come sono messe, il deterioramento è basso, quindi va bene. Solo che c'ho Hamilton a un passo gara comunque importante, c'ho Gigi e Gigi, il nostro Gigione. Però secondo me se guidiamo al massimo possiamo dire la nostra. Vai Cume.
Vai vecchio cuore comendiano, è ancora fastest. Stiamo girando bene, Beppe. Stiamo girando bene. Infatti Hamilton si sta avvicinando. Hamilton lo vediamo più vicino davanti a noi. Grande Come, dai. Ecco, adesso non sto girando benissimo, però Vettel mi tiene dietro Rosberg ed è importante. Dai, combattete tra di voi, bravi. Solo che Hamilton non molla mai. Partenza orrenda di Hamilton in realtà, Le Mercedes sembravano in difficoltà e invece dopo ritornano subito a gara. Non c'è niente da fare. Attenzione DRS. Bye Gigi, bye. E superiamo anche Gigi. Hamilton, stiamo girando bene, non me l'aspettavo, con tutta onestà. Dobbiamo stare molto attenti col carburante. Siamo tornati a -8, ma stiamo girando da Dio. Possiamo fare bene in questa gara, ragazzi, possiamo vincerla, ma stiamo buoni e stiamo zitti. Ok, le gomme si sono deteriorate praticamente in 0,2. Questo non me l'aspettavo. Con tutta onestà. Dopo io volevo mettere le medie. Oh, bruttissimo, questo l'ho presa male. Hamilton torna davanti. Adesso la lotta sarà intensa con Gigi, ma noi ritorniamo davanti con un internazzo di quelli proprio purissimi. E mettiamo il muso davanti di nuovo. Grande Come. Hamilton ai box, Gigi ai box. Adesso devo spingere quella miscelotta grassa. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 18,3 secondi. Devo rischiare un po' con il carburante, ma non ho alternative. Stare qualche giro in più per poi tentare di fare solo una sosta, anche se in realtà la vedo no, è impossibile, però dopo rimettere super soft, fare super soft, medie, super soft. Questa è la strategia. Quindi sarà durissima, però se te è andare ai box. Box. Devo andare ai box per forza, perché sennò perdo secondi e secondi. Sì, non ce la faccio più. Box. Ok, d'accordo. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Errore bruttissimo. Mamma mia che brutto errore. Non la tengo più. Guarda che occasione che ho perso di stare davanti a Rosberg. Bruttissimo errore, ragazzi, sono delusissimo. Ho perso una posizione così. Ho perso una posizione così su Rosberg, non ci voleva proprio. Vabbè. Siamo 15esimi. Provo con le medie, ma sono veramente deluso. Ci sono già ancora meno 30, devo assolutamente abbassarmi. Non ci voleva l'errore che così Rosberg ha preso una posizione. Non so neanche dove è Hamilton, ma presumo che anche Hamilton sia davanti. Purtroppo è andata male, ragazzi, è andata male. C'è una bagarre davanti impressionante, però davanti devono ancora andare ai box. Vediamo se riesco a recuperare, ma la vedo alquanto difficile. Un errore che non dovevo fare, purtroppo. Possiamo rimontare di nuovo. Possiamo rimontare nuovamente. Purtroppo il DRS è rotto e sono nel bagarotto.
Ah, ok, adesso è rientrato il DRS, perfetto, meno male. Se devo superarne un po' però, Molto bene. Forse sono l'unico che ho le medie, non lo so. Il carburante è ancora messo male. Praticamente il DRS era andato per un settore. Guarda il casino, guarda il casino. Se una safety car mi farebbe schifo, adesso dopo i problemi. Guarda che roba! Un po' come beccava la Williams. Maledetta Williams. Sorpasso su Ericsson, very good, blow job. Nona posizione. Io le gomme più fresche chiaramente, loro devono ancora andare ai box. E che i primi sembrano scappati via purtroppo, Mamma che sorpasso, aggressivo, cattivo, impossibile, e il come ce la fa. Ok. Tra un po' si avvicina la domenica delle Palmer. Ok, il carburante è rientrato. Molto bene. Adesso abbiamo Rosbiff, c'è proprio Rosbiff che ha messo le soft Rosbiff. Quindi Rosbiff comunque non è troppo lontano, contando l'errore che ho fatto per poi entrare ai box, che mi è costato tanto, mi è costato tanto purtroppo. Però anche tutti quelli davanti ho perso tantissime posizioni, purtroppo. Sarà durissima rientrare in zona podio, io ve lo dico. Ok, loro hanno messo le soft, ok. Quindi metteranno 2 soft probabilmente. Vedremo, staremo a vedere ragazzi. Ok. Altra gente ai box. E noi siamo al quinto posto. Stiamo avvicinando, anche se avevamo le gomme con la mescola più dura, e questo è importante, vuol dire che il passo c'è raga, il passo c'è. Il passo comendiano c'è. Strategia cannata in pieno, purtroppo sono riuscito ad arrivare a mettere super soft, ma ormai il vantaggio è troppo, cioè lo svantaggio è troppo alto, purtroppo. Siamo addirittura ottavi, sprofondati. Vediamo se riesco a recuperare solo una safety car mi può salvare e dare la vittoria. Perché sì, la safety car dopo quelle gomme migliori potrei vincere tranquillamente. Vabbè, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Mondiale molto compromesso comunque. Quei 3 ritiri mi hanno massacrato. Stagione da campione del mondo molto difficile per Veneziano, molto difficile. Dopo l'inizio invece è devastante. Vorrei che possiamo finire anche ottavi, vediamo se riesco a recuperare. Hamilton ha fatto una gara comunque disarmante. Gara disarmante per Gigi. Se riusciamo a rimontare un po' di posizioni, almeno a finire almeno quinti, sarebbe già qualcosa riuscire a finire almeno al quinto posto. Abbiamo un vantaggio di mescola, 2 mescole di vantaggio su Ricciardo, insomma, con gomme super fresche, quindi qualcosa recupereremo sicuro, però l'amarezza è tanta. Purtroppo l'amarezza è tantissima.
Mamma mia che rischio, guarda che roba, mamma mia. Meno male che non ho rotto l'alettone, fioi. Ho un po' esagerato. Vabbè, fatto culo, meno male, è stata anche bene. C'è andata anche di lusso, potevamo anche subire un ritiro vergognoso. Bottas anche lui con le medie, bisogna superare anche Bottas, fioi. Dai, un ritiro e safety car, un ritiro e safety car, dammi la gioia. Dai, safety car, safety car, safety car. Dai, 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 sarebbe fondamentale. Il distacco dalla vettura davanti è 3,8 secondi. Siamo già al 22%, comunque riuscirò a finire che neanche riesco a tenere per tutti, se per 8 giri. Cazzo, se riesco a tenere le super soft per 8 giri la posso anche ritirarmi, mamma mia. Attenzione, Gutierrez fuori. Dai, safety! L'ho chiamata! L'ho chiamata, dammela! Dammela! Dammela, ti prego. Dai che l'ho chiamata, niente da fare. Niente da fare purtroppo. Peccato. Me l'avevo chiamata, stava arrivando. Dai che è ancora fermo, dammi la safety car. Niente, 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 maledetti. In un punto non era. In cattivo stato, preparati a un calo della potenza. Peccatus, peccatus. Vettel rientra ai box, che non si sa il perché. Problemi per Seb allora forse. Problemi per Seb probabilmente. No, Seb prova le super soft. E allora se questa è la realtà vuol dire che non riesco a finire la gara, Dio Cristo. Non capisco il perché, però siamo sesti, devo tenere a tutti i costi, Vuol dire che davanti dovranno andare ai box ancora, certo. No, lungo, no, lungo. Qua sto recuperando bene, però mi fa paura sta fatto che Vettel sia ai box. Strategia veramente bizzarra del buon Seb. Strategia bizzarra per il buon Seb. Spingere al massimo. Non posso più andare ai box chiaramente, se no la gara finisce in tutti i sensi proprio. Cioè devo dimostrare di essere un grande. Cercare di recuperare più posizioni possibili. Vediamo cosa riesco a fare, ragazzi, mancano 4 giri. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Dai, 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 dai. Mamma che casino. E ci prendiamo la quarta piazza. Che però torna quinta. Bottas ci risupera. Non ci voleva, perdiamo tempo per il cazzo. E qua veramente mi sto giocando tutto. Ottimo quarto posto. E adesso voglio il podio irridato. Hamilton comunque una gara illegale, ha già finito tutte le soste ed è primo con 102 minuti di vantaggio. Hamilton illegale purtroppo. Siamo vicini anche al podio, però le gomme se ne stanno quasi andando. Il Cume sta dando tutto, chiaramente, il Cume dà tutto. Alcune informazioni su Ricciardo. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema. Ricciardo sta rallentando, ma per la safety car è impensabile vederla adesso.
veramente dando tutto, ragazzi, sto dando tutto, strategia. Non voglio neanche vedere il consumo gomme, non lo voglio neanche vedere. Tanto sta arrivando anche Seb. C'è la gomma super soft ma con 3 giri più fresca. Bravissimo, come gran sorpasso. Mamma mia, ho visto la gomma, purtroppo l'ho vista. Ti consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. E adesso sono cazzi, non posso andare ai box, la foratura è dietro l'angolo. Ai ai ai. Sarei contentissimo di arrivare secondo. Cioè terzo, scusate. Il distacco dalla vettura che ti precede è Anche perché più di così. 10,8 secondi. 2 giri devo resistere, 2 fottutissimi giri. Proviamoci raga, tutti insieme. Tutti insieme appassionatamente. Proviamo il miracolo. Due giri con le gomma ridotta così sono tanti. Certo che perdo in ogni caso altri punti da Hamilton, sarà durissima raga, sarà veramente un'impresa titanica difendere il mondiale vinto l'anno scorso. Tra l'altro hanno fatto un miracolo, ma non sempre Hamilton si ritirerà così. Non la tengo più Fioi, ancora 2 giri da fare. Non la teniamo più raga, non la teniamo più. Ok. Il distacco dalla prima è 30,3 secondi. Qua devo andare anche lungo, 2 giri pieni mancano. Aia. Stiamo rischiando tante brutte cose. Purtroppo è l'anteriore sinistra che è andata. Mamma che sofferenza, ci sta provando Button a togliermi il podio. Ci sta provando Button. Vaffanculo, vado fuori. Brutto incidente, stai bene? Dio Cristo però! Campione del mondo al quarto ritiro, ma non avrei mai pensato veramente di rompere la ruota così. Non avrei mai pensato, ora sono Fioi sono nero agli ultimi 2 giri. Con questa sconfitta, con questo ritiro, do addio forse al mondiale. Davvero meritata. La Mercedes. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Ottimo risultato per Lewis Hamilton che aumenta il suo vantaggio. Sprofondiamo al quarto posto a meno 57. Hamilton è in fuga. Credo che Purtroppo il è pilota così. del giorno sia Max Verstappen. Nella sua pur breve Costruttori carriera, disastro, già raga, sotto il comandante veneziano, ho le palle no girate di più. Fanculo, fanculo, fanculo.